Ancora a disagi nell'ULSS 7, il segretario del PD di Bassano non usa mezze parole, quella di Bassano non è una sanità d'eccellenza. La polemica sugli autovelox, fioccano le multe, il sindaco di Romano De Zelino, meglio le multe che piangere i morti. Piace l'idea della pedonalizzazione del centro storico a commercianti ed esercenti, ma dicono non sarà facilmente attuabile. Conto alla rovescia per il raduno triveneto delle penne nere a Belluno, in programma i prossimi 16, 17 e 18 giugno. Dopo 8 anni arriva la condanna definitiva per un PR 27enne di Loreggia che violentò una quindicenne in discoteca. Scontro tra un'auto ed una bicicletta in piena rotatoria a San Giuseppe di Cassola, ferito un 62enne di Rosà. A 120 anni dall'elezione a Papa di Giuseppe Sarto, il 6 e il 15 ottobre è momento devozionale. Traffico in tilt con lunghe code sulla regionale del Santo dopo lo scontro tra due autocarri e un ferito. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano CG. Ci sono ancora segnalazioni di problemi nell'ULSS 7. Il segretario del PD di Bassano, Luigi Tasca, di fronte all'ennesimo disagio non usa mezze parole. Quella di Bassano, dice, non è una sanità d'eccellenza. La sanità veneta e la sanità di Bassano virano sempre di più verso la sanità privata. Il pubblico perde spazio e chiaramente gli utenti cosa fanno? Devono curarsi e quindi vanno verso le strutture private che sono sempre di più nel nostro territorio. Però il privato fa il suo lavoro, è il pubblico che ci preoccupa. Un pensiero condiviso da migliaia di cittadini, di famiglie che sulla sanità locale, sulle liste d'attesa, sui disagi nell'ULSS 7 Pedemontana continuano a manifestare appunto preoccupazione e insoddisfazione. Le segnalazioni non accennano a diminuire, anzi, più si va avanti e più la pazienza dei pazienti è messa a dura prova. Pazienti che, è bene sottolinearlo, vanno considerati tali non perché devono essere pazienti, e cioè devono sopportare, ma perché sono malati. E nella cura di qualsiasi malattia il fattore tempo è determinante. Ecco che anche il segretario del PD di Bassano, Luigi Tasca, prende spunto da una segnalazione per rimarcare quanto il problema nell'ULSS 7 sia esteso. Una prenotazione fatta nel mese di aprile del 2022 viene mandata a giugno del 2023 e parliamo di un paziente che tra l'altro ha anche delle problematiche. Poi questa persona che mi ha segnalato il problema mi chiama e dice: guardi, avevo la visita a giugno, mi hanno chiamato 3 giorni prima per dirmi che me la spostavano, ma senza darmi una data. Beh, uno che aspetta più di un anno per un'ecografia cosa fa? Va dal privato, e questo è un sistema che penalizza le persone che non possono permetterselo. Solo chi può pagare può curarsi. Non è questa una sanità di eccellenza, quella dell'ospedale di Bassano. La strada verso la privatizzazione della sanità continua a essere sempre più battuta, ma lungo questa strada il rischio è quello di lasciare abbandonati famiglie e cittadini impossibilitati a spendere per curarsi. Una persona che vuole curarsi inevitabilmente va verso il privato, paga se può permetterselo. E la polemica sugli autovelox infuria il nostro territorio e non solo. Fioccano le multe sul dispositivo posizionato dai vigili di Romano De Zelino, così come quelle rilevate dai velox lungo la strada del Costo. E il sindaco di Romano difende la sua scelta. Sentite. Il tema degli autovelox si rompe anche nella politica nazionale con il ministro Salvini che proprio oggi in aula alla Camera ha dichiarato che i velox devono essere strumenti di utilità nel salvare vite e non usati per fare cassa. Intanto nel Bassanese infuria la polemica con gli automobilisti sempre più arrabbiati per i rilevatori di velocità posizionati a Romano, lungo la Valsugana, ma anche per quelli che si trovano sulla strada del Costo. Le multe fioccano a decine, a centinaia. Sui social i toni si alzano e anche le segnalazioni alla nostra redazione si moltiplicano. 150 le multe consegnate stamattina solo ad Asiago, scrive questa residente che ne ha ricevute 3 in un colpo solo. Il sindaco di Romano respinge le accuse di voler rimpolpare il bilancio del comune proprio con le entrate delle multe e difende la sua scelta: meglio qualche sanzione in più che piangere morti sulla strada. La velocità in quel punto è molto elevata, il Comune di Romano ha il progetto che sta per essere approvato dagli organi competenti con un autovelox fisso. Chiedo a tutti di stare attenti alla velocità perché
il fatto che ci possa essere un solo ferito grave o peggio ancora un morto è un qualcosa dalla quale non si può più tornare indietro, mentre una sanzione ricorda a tutti noi che ogni tanto magari incappiamo in qualche errore. E sull'ormai famosa foto che immortala l'auto della polizia locale di Romano semi nascosta rispetto all'autovelox, il primo cittadino precisa: verificherò con la mia polizia locale quella foto sia stata fatta in un momento particolare o se era un modus operandi, agirò di conseguenza all'interno di quella che è la struttura comunale, ma quello che mi sento di dire poi è l'effetto, quindi l'effetto del controllo. L'effetto del controllo deve essere di deterrenza, quindi di dover rallentare in determinati punti, e spero che sia stato raggiunto in parte, perché adesso che se ne è parlato così tanto, che almeno la statale 47 si sappia che in qualche punto viene controllata la velocità e di conseguenza si moderino i nostri comportamenti, soprattutto quando si tratta di schiacciare sull'acceleratore. Autovelox, mezzi utilizzati dai comuni per fare cassa oppure sistemi che aumentano la sicurezza sulle strade? Sentiamo cosa pensa la gente. autovelox sì o autovelox no? Per me autovelox no. Perché? Nel senso che a volte, allora, se vengono messi in certe postazioni dove hanno un senso, sì, perché ci sono persone che corrono veramente imprudenti. In altre situazioni vengono messe e sono abbastanza assurde, in quanto in certi contesti andare anche a 40-50 all'ora e prendere multe allucinanti non ha senso. Sicurezza e dopo incrementare anche le entrate dei comuni. Purtroppo. Secondo lei funzionano come deterrenti? Sì. Se non quelli nascosti, quelli che si nascondono, quelli no. Però se c'è l'avviso uno deve anche adeguarsi alla velocità. Sistema totalmente ingrato para quem lavora. Eu acho che non vale a pena. Sistemi per aumentare la sicurezza sulle strade oppure per fare cassa? Per aumentare la sicurezza sulle strade, sempre che siano segnalati bene prima, perché comunque, voglio dire, se sono nascosti cartelli dietro un albero, dietro un cespuglio, allora la cosa cambia. Beh, io penso che soprattutto sia per far cassa, che poi servano anche come deterrente, va bene, ma viene usato per far cassa indubbiamente. Dovrebbero insegnare già da scuola come ci si comporta quando si è in strada. Questione di educazione. Educazione stradale, tutto qua. Sia per fare cassa, anche per ridurre la velocità, perché soprattutto in Valsugana corrono come matti. E lei con le multe come è messa? Io vado piano, io rispetto i limiti. Sì. Quindi nessuna multa? Per il momento no. Promossa. Grazie. E piace l'idea della pedonalizzazione del centro storico a commercianti ed esercenti, ma dicono non sarà facilmente attuabile. La pedonalizzazione sicuramente è un aspetto positivo per far crescere una città. Ovviamente pedonalizzazione significa che tutta l'area deve essere fruibile dai pedoni, mezzi perfino di residenti esclusi. Quindi una situazione come Bassano del Grappa, dove contiamo moltissimi parcheggi interni, garage, stalli auto in tutto il centro storico, la vedo molto difficile da attuare. È una cosa che sarebbe da un certo punto di vista anche carina, bella da attuare, ma è veramente a volte improponibile per giustamente troppi residenti e troppi parcheggi privati che ci sono in centro storico. Insomma, bell'idea la pedonalizzazione del centro storico di Bassano, ma pare siano molti gli ostacoli per attuarla, almeno secondo gli addetti ai lavori, i rappresentanti di commercianti ed esercenti che hanno un chiaro polso della situazione in città e che da anni stanno lavorando sul tema. Negli ultimi anni, sicuramente post-Covid, l'aumento del turismo è evidente anche a Bassano, perciò una qualche soluzione si deve sicuramente cercare di trovare, o almeno sederci e provare a trovarla insieme la soluzione. Poi se viene meglio, se non viene ame, ma c'è fiducia. La proposta avanzata dal Consiglio di quartiere centro storico di fare un'intera settimana senza auto sarebbe accolta benissimo, ma serve, dicono, il contributo dell'intera città. Se la vediamo in chiave di promozione del centro storico, sicuramente unendo le forze si può fare qualcosa di incredibile, quindi aumentare i plateatici, fare degli spazi espositivi straordinari, quindi sicuramente è un'ottima iniziativa, ma se facciamo una promozione della città è giusto che ognuno ci metta del proprio. Impegno per Bassano ha incontrato i bassanesi per raccogliere la loro voce, un approccio al dialogo che, secondo Roberto Marina, è sempre mancato all'attuale amministrazione.
dall'astensionismo a una politica più vicina ai cittadini, dalle difficoltà economiche alla cura della popolazione anziana, passando per un maggior coinvolgimento dei giovani. Impegno per Bassano ha incontrato i bassanesi per raccogliere la loro voce e capire le loro priorità. Un approccio al dialogo che, spiega l'ex vice sindaco Roberto Marin, è mancato e continua a mancare all'attuale amministrazione. Il confronto col cittadino ritengo sia per molte cause mancato. C'è una difficoltà oggettiva di rapporto quotidiano col cittadino, con i quartieri, con le rappresentanze anche dei cittadini e degli interessi. Va riaperto un dialogo perché, ribadisco, sono cambiate anche le priorità della città. Priorità che sarebbero dunque cambiate per i bassanesi, secondo Marin, per fare posto a tematiche come l'assistenza agli anziani, la partecipazione giovanile, lo sviluppo economico e la tutela delle famiglie. In secondo piano finirebbero dunque, per il momento, quei progetti che l'amministrazione Pavan sta presentando e che magari saranno i cavalli di battaglia in vista della prossima campagna elettorale. Il Genius Center, come il teatro, come molte altre opere importanti di cui la città ha bisogno, devono essere dimensionate rispetto a queste nuove esigenze della cittadinanza. Ma proprio in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, quale sarà la posizione della lista civica Impegno per Bassano? Ritengo che avrà il suo ruolo anche nelle prossime amministrative, valuteremo passo dopo passo. Questo è quello che stiamo facendo oggi qui, è la cosa che per noi è la cosa più importante, riavvicinare il cittadino. E conto alla rovescia per il prossimo raduno triveneto delle Penne Nere a Belluno. Le date da segnare in calendario sono quelle del 16, 17 e 18 giugno. Un evento attesissimo, scandito da un fil rouge ideale che legherà corpi e anime al 9 ottobre del 63. È tempo di srotolare i tricolori. A Belluno è già iniziato il conto alla rovescia per l'atteso raduno triveneto degli alpini che torna nel capoluogo dopo 12 anni e sarà festa grande. Alberghi già pieni e palestra a disposizione dell'ANA di Belluno che da mesi lavora all'organizzazione dell'evento. L'emozione è forte, sono anche però abbastanza tranquillo perché ho una squadra che ha lavorato bene e quindi siamo tranquilli di aver colto tutti gli aspetti organizzativi che erano possibili prevedere. Un unico filo conduttore legherà gli eventi del 16, 17 e 18 giugno e sarà il ricordo della tragedia del Vajont che vide gli alpini in prima fila nei soccorsi. Il tema forte che noi abbiamo voluto inserire, soprattutto con riguardo a quelli che sono stati i nostri soccorritori, e quindi questo era il momento proprio di celebrare l'anniversario dei 60 anni del disastro, dando riconoscenza a loro per quello che hanno fatto e per quello che hanno conservato nel loro cuore in termini di solidarietà e di commozione. Spettacoli a teatro, concerti dei cori Brigata Alpina Iulia e Brigata Cadore con un prologo sabato alle 16 a Palazzo Bembo per l'inaugurazione della mostra dedicata al Vajont e poi ampio spazio alla protezione civile con una vera e propria cittadella che sarà aperta al Parco Bologna venerdì 16 alle 17. Vogliamo continuare sulla strada appunto della solidarietà e del soccorso. Per fare questo serve che la protezione civile venga sempre più conosciuta, venga aiutata da parte dei giovani che si inseriscano in questo settore, che si avvicinino a noi per i valori che noi esprimiamo. Attese personalità e rappresentanti istituzionali ai massimi livelli che si uniranno alle 20.000 presenze stimate per la 3 giorni a Belluno, quando la sera del 18 le Penne Nere cederanno la stecca agli alpini di Venezia. E forza alpini che ce la facciamo anche questa volta. Arrestato un 53enne per possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione. Fermato per un controllo, esibisce agli agenti del commissariato di Bassano patente e carta d'identità contraffatte. Arrestato un 53enne di Cassola per possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione. Nello specifico l'uomo ha presentato una patente rilasciata dalle autorità slovene con sul frontespizio una data di scadenza completamente diversa da quella riportata sul retro dello stesso documento. Eppure la carta d'identità presentava vistose anomalie. Da accertamenti è emerso inoltre che la patente di guida italiana gli era stata revocata per uso di stupefacenti. Oltre all'arresto, il questore ha emesso anche il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro a Bassano per i prossimi 3 anni. Scontro tra un'auto ed una bicicletta in piena rotatoria ha ferito un 62enne.
Saranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza a chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 in piena ora di punta all'altezza della rotatoria di San Giuseppe di Cassola in via Cabaroncello. Per cause al vaglio della polizia locale, in piena rotonda si sono scontrate un'auto guidata da una 42enne di Bassano e una bici condotta da un 62enne residente a Rosà. Ad avere la peggio il ciclista trasportato al pronto soccorso del San Bassiano per accertamenti. Disagi al traffico fino a che i mezzi non sono stati spostati e la strada liberata. A 120 anni dall'elezione a Papa di Giuseppe Sarto, dal 6 al 15 ottobre, un momento devozionale senza precedenti tra Treviso e Riese Pio X. Questo ritorno ce lo fa vedere un po' più da vicino, ce lo fa toccare, abbiamo bisogno anche di queste manifestazioni più fisiche e credo che rivederlo soprattutto nel suo santuario delle Cendrole sarà molto commovente. Sacerdote di Riese, pontefice, santo, tornerà nella sua terra natale Giuseppe Sarto, torneranno a casa le spoglie di Papa Pio X. Per la prima volta nella storia, dal 6 al 15 ottobre, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, l'urna che conserva il corpo del santo partirà dalla Basilica di San Pietro a Roma per arrivare poi nella Marca. Arriverà prima a Treviso, sarà ospitato nella cattedrale di Treviso, lui ha avuto compiti in seminario, è stato cancelliere, è stato veramente in questi luoghi ed è bello che possa passare di qua. 24 ore alla cattedrale di Treviso e poi il viaggio verso il comune di Riese Pio X. Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre verrà a Riese, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose per poi permanere fino a domenica 15 ottobre al santuario della Madonna delle Cendrole, dove sarà possibile appunto visitarlo. Dall'8 al 15 ottobre infatti sarà possibile visitare la salma del Papa Santo e non solo. Per l'occasione ci stiamo preparando da più di qualche mese, vorrei dire anno. In particolare è stato effettuato il restauro conservativo completo della casa natale ed è in corso di realizzazione il riallestimento museale del museo adiacente, per cui per l'inizio del pellegrinaggio sarà completamente nuovo e riallestito. Pellegrinaggi, veglie e celebrazioni, un calendario ricco di tappe e appuntamenti consultabili nel sito papapiodecimo.it, dove sarà possibile anche prenotare le visite. Ed è stata un successo la serata di yoga e cultura nell'antico mulino Pestasassi di Nove. Vivere spiritualmente è vivere nel presente. Lo yoga porta a vivere il momento, ma se la cornice è quella dell'antico mulino Pestasassi di Nove, presente e passato si fondono assieme in un equilibrio corporeo e mentale. È stata una serata ricca di queste suggestioni e di riflessioni, quella che ha visto Valeria Stringa, insegnante di yoga, proporre 2 sessioni di Hatha Yoga intervallate da 2 visite guidate a quello che è il più antico e funzionante mulino ad acqua per la produzione di impasti ceramici d'Europa. Le lezioni, causa maltempo, si sono tenute nel vano di quelle che sono le antiche fornaci a legna. Candele e atmosfera non hanno fatto rimpiangere il frutteto nel quale era previsto l'evento al chiaro di luna. Sono stati raccolti, grazie alla grande partecipazione, fondi da destinare al restauro del mulino, ma queste 2 lezioni sono solo il primo evento di un ricco calendario estivo che coinvolgerà yoga, cultura, arte e danza. Un percorso per dare ritmo al corpo con la melodia della mente e l'armonia dell'anima, creando così la sinfonia della vita. E vediamo ora altre brevi notizie dal territorio. Sventata 2 ville, una truffa ai danni di anziani. Provvidenziale la campagna informativa avviata dai carabinieri che ha permesso a una 78enne, nel momento in cui ha ricevuto una telefonata da una fantomatica nipote bisognosa di denaro, di troncare la conversazione e avvertire il 112. Un piatto per l'Emilia-Romagna, convivialità e solidarietà sabato prossimo 10 giugno all'ex caserma I Muli di San Giuseppe di Cassola. Si tratta di un evento organizzato da Proloco, associazione di volontariato e comune, per sostenere le aree colpite dall'alluvione. Tutto pronto a San Giorgio in Bosco per Corri per la tua scuola, marcia in programma domenica prossima 11 giugno. Il ricavato andrà a sostenere alcune serate di formazione per genitori e docenti dell'Istituto Comprensivo.
Dopo 8 anni arriva la condanna definitiva per un PR 27enne di Loreggia che violentò una quindicenne in discoteca a Castelfranco. È stata una vicenda che ha segnato proprio l'adolescenza e la giovinezza di entrambe le ragazze, perché insomma non è da tutti passare un periodo dai 15 ai 23 anni, perché entrambe sono del 2000, tra le aule di giustizia per fatti così gravi, nel tentativo appunto di riuscire a dimostrare che quello che raccontavano corrispondeva proprio alla verità. Era il 21 agosto del 2015 quando all'interno della Baita al Lago, discoteca di Castelfranco Veneto, una quindicenne fu vittima di uno stupro da parte di un giovane PR della discoteca di Loreggia. Ad assistere alla scena una coetanea della giovanissima, tenuta ferma da un amico del 27enne. Dopo 8 anni e 3 gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del PR ritenendolo inammissibile, confermando ieri sera la condanna a 6 anni per stupro di Filippo Roncato, a 1 anno e 6 mesi per l'amico. La fine di un calvario per la giovanissima. La ragazza è scoppiata a piangere, un pianto assolutamente liberatorio, e perché è stata veramente dura. Ovviamente chi è vittima di questo tipo di reati ha sempre la paura di non essere creduta o creduto, quindi poi all'inizio era stata sottoposta veramente ad una gogna mediatica attraverso i social, quindi aveva solo 15 anni, quindi è stata veramente durissima. Ancora stamattina mi scriveva: avvocato, devo ancora realizzare, non ci posso ancora credere, non ci credo che sia finita e che mi abbiano creduto. Non aveva mai avuto dubbi la quindicenne che con coraggio e con il supporto fondamentale della mamma insieme all'amica è sempre andata avanti. Lì per lì la mamma e la ragazza non hanno avuto dubbi, nel senso che hanno immediatamente denunciato. Questo dimostra anche la forza e il coraggio di queste due donne. È chiaro che poi il percorso lungo è un percorso che mette veramente a dura prova, però in questi casi bisogna sempre denunciare. Per il 27enne si sono aperte le porte del carcere. Adesso le vittime proseguiranno con la causa civile. Strada regionale del Santo bloccata all'altezza del centro commerciale poco dopo mezzogiorno per lo scontro tra 2 autocarri. Uno dei 2 autisti è rimasto leggermente ferito. In tilt il traffico con lunghe code e mezzi fermi. Sul posto hanno operato i sanitari del SUAM 118 e gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Focus questa sera a partire dalle 21:15 con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno Maria Rosa Barazza, Leopoldo Bottero, Tania Busetto, Francesco Manfio, Roberto Marcato, Valentina Pillonna e Alessandra Taverna. Continuiamo con le previsioni del tempo di domani. Non ci sono poi altre notizie, ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.